La sostenibilità è un argomento che oggi è di grandissima attualità, è tra i punti principali delle aziende, di governi, di organismi multinazionali. E questo fa sì che tanti parlino di ambiente non sempre nei termini corretti, non sempre con efficacia. Abbiamo il peggio del peggio coloro che fanno greenwashing, cioè fanno operazioni di facciata per giustificare il fatto che dietro fanno di tutto e non lo raccontano. Però abbiamo anche tantissime situazioni nelle quali, pur mettendosi tutta la buona volontà, e non solo la buona volontà, ma anche impegno, passione, volontà e denaro, non si arriva a raggiungere il risultato. È per questo che questa sera abbiamo piacere di parlare di come si può nelle organizzazioni arrivare a raggiungere dei risultati concreti, a raggiungere concretezza e a mettere su strada le buone intenzioni. Per farlo sono molto lieto che abbiamo qui un ospite che ha avuto ruoli importantissimi in tante situazioni diverse e quindi ci parlerà di cose che ha vissuto e di cose che ha vissuto concretamente di prima persona. Invito prima di lui a salire sul palco Marianna Maiorino, giornalista del 13, la nostra intervistatrice di questa sera. Buonasera, io mi siedo già. Grazie di essere qui con noi questa sera. A Oscar Di Montigny. Grazie. Buonasera. Bene, buonasera a tutti. Oscar, sei pronto? Sempre. O mai, dipende. Allora, io vorrei iniziare questa intervista partendo dall'inizio, ovvero dalla nascita della tua, io la chiamo visione, più o meno nel 2009. Tu hai colto che il mondo stava cambiando, ma questo non è tanto quello che hai colto. La tua lucidità è stata di capire che il mondo in cui tu lavoravi doveva cambiare. Tu vieni dal mondo di Mediolano, quindi da una banca, sei stato responsabile del marketing, responsabile della comunicazione, dell'innovazione, hai anche ideato e fondato la Mediolano Corporate University. Non voglio fare l'elenco insomma di tutte le cose che hai fatto, ma Grazie. insomma se no non finiamo più. Però proprio tu insomma che vieni dal mondo in cui il capitale sempre è posto al centro, è il fine, è l'obiettivo, tu hai detto no, questa cosa deve cambiare, bisogna mettere al centro l'uomo. Crei questa visione, te ne fai anche divulgatore, infatti hai scritto diversi libri e proprio in uno di questi libri, che è quello lì 6x2 che è scritto con Farinetti, tu dici le parole hanno un'importanza fondamentale, dobbiamo imparare a considerare le parole come creatrici e quindi io voglio iniziare proprio dalla parola che è già stata citata, che spesso viene citata, però posso dire anche sinceramente che spesso non si capisce che cosa voglia concretamente dire, ovvero la parola sostenibilità. Ecco, iniziamo da questa. Che cos'è? Okay. Cosa vuol dire? Buonasera. Hanno già salutato prima, quindi non salutiamo più. È interessante, sai che ogni volta che dici che saluti le persone quando parli non ti salutano mai. Va bene. State bene? Ok. Speriamo nelle zanzare. Allora, noi non ci siamo messi d'accordo sulle domande, questo è giusto dirlo, perché lei è stata molto premurosa quando ci siamo conosciuti, perché giustamente quando viene intervistato, quando incontri un bravo professionista, si preoccupa di sapere se ci sono degli argomenti sui quali magari non vuoi che ti si domandi alcunché o se hai delle preferenze. Tu mi sei testimone e ho detto a me non interessano le domande prima, se no non mi diverto. Quindi ascolto in diretta con voi le domande. E ti ringrazio per essere partita dall'idea dell'importanza di dare un nome alle cose, perché se mi concedi prima di risponderti, credo che questa cosa meriti un piccolo dettaglio, perché stasera parleremo, voi ascolterete, e quindi useremo tante parole. L'unica certezza che ho è che qualunque significato io darò alle parole che utilizzerò non sarà il significato che darete voi. Se noi fossimo uno un contadino, uno un astrofisico e uno ma già basterebbe questo, parlassimo ad esempio di Terra, immediatamente nella testa dell'astrofisico avrebbe in mente un pianeta e tutti i derivati di questo principio, a un contadino la terra da coltivare, siete d'accordo? Sì. Quindi è molto probabile che qualunque cosa io dica ciascuno di voi la metterà da qualche parte nella sua testa. Ma oggi più che mai è molto importante il tema della parola, perché
Anche nelle scritture si dice, no? Nel prologo di Giovanni, in principio era il verbo. Il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, lo cito perché ebbi la fortuna di imparare la memoria. E la parola è stata proprio la prima forma d'arte dell'uomo, è stato il primo tentativo dell'essere umano quando ha iniziato ad evolversi e a capire che la vita meritava che le si desse un senso. Per entrare in relazione con altri ha dovuto nominalizzare le cose. Non so se qualcuno ha letto Bruce Chatwin, La via dei canti? No, è un bellissimo testo che racconta della tradizione aborigena australiana e sostanzialmente la tradizione aborigena australiana vorrebbe che la realtà sia stata creata da queste divinità che percorrevano camminando la crosta terrestre e nominavano le cose, nel nominarle le generavano. Quindi Come Dio nelle antiche scritture. pianta, sasso, sasso. La parola è proprio importante perché la parola è l'elemento che ci mette in relazione con altri. Infatti si parla di comunicazione, no? Quell'azione che mette in comunione con l'altro. La parola è proprio il primo elemento necessario per entrare in relazione con altri. In realtà si è partiti prima da dei segni per raccontare storie, i geroglifici ad esempio nelle grotte. Va bene, al di là di questa deriva, questa laterale, oggi più che mai il tema della parola è centrale, perché siamo in un cambio di epoca, magari dopo ne parleremo, nel quale sta mutando tantissimo il valore che diamo alle parole, le stiamo usando molto male. Io ho 5 figli, non so chi di voi ha figli, io ho fatto, sì, 5 figli, ti mandano i WhatsApp che sono praticamente illeggibili. Quanti ricevono WhatsApp dai figli dove le H, gli accento, gli apostrofi? Ok. È una devianza che sarà un problema enorme. Un problema enorme perché stiamo perdendo la cura nell'uso della parola. Non conosciamo l'etimologia delle parole, non conosciamo il significato grammaticale delle parole, eppure tutto è comunicazione oggi più che mai, c'è la comunicazione verbale, c'è la comunicazione digitale. È la prima volta nella storia della nostra specie, ascoltate bene, i linguisti sono estremamente eccitati a questa cosa, che l'essere umano è stato capace di nominalizzare un sentimento, non un oggetto, per gli oggetti è più semplice. Anche se noi ad esempio semplifichiamo la parola neve con un termine, se voi andaste in una tribù eschimese scoprireste che per la parola neve ci sono decine di declinazioni, proprio perché essendo un elemento per loro vitale è molto importante poter descrivere quell'elemento in una delle infinite variabili per cui può essere utile per conservare il cibo piuttosto che per la pesca, piuttosto che... Anche perché è diverso quell'elemento in tante forme che ha. La neve non è una cosa sola, può avere molte forme. A sciare e lì finisce. È la prima volta nella storia della nostra specie che siamo stati capaci invece di dare un segno, un sentimento, è un segno che fosse universalmente riconoscibile da qualunque altro essere della nostra specie. Sapete cosa sono? Gli emoticon, le facce, che al di là della grande semplificazione che ne è stata fatta nell'uso quotidiano, esprimono, avete visto quante sono adesso sul cellulare? All'inizio c'era lo smile, poi più che altre, e quel segno è inconfutabilmente la rappresentazione di una condizione interiore. Non era mai successo prima che si potesse con un tratto canonizzare uno stato interiore e che questo stato fosse riconoscibile da tutti. Non lo sottovalutate. Veniamo alla parola sostenibilità. La sostenibilità è sempre esistita. Noi abbiamo un problema perché abbiamo dovuto iniziare a parlarne. Ma se voi entraste in contatto con qualunque tribù aborigena di qualunque longitudine o latitudine del pianeta, non avreste problemi a dovergli insegnare quali sono i principi fondamentali della sostenibilità, ad esempio nel rispetto dell'ambiente. Qualunque popolo indigeno, qualunque popolo nomade ha molto chiaro quelli che noi oggi abbiamo dovuto canonizzare in alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo dovuto fare congressi, convegni, ci dobbiamo prendere impegni pubblici. Qualunque popolo nomade da sempre
non staccherebbe mai l'ultima mela dall'albero. Albero che sta in quella zona dove deve tornare dopo qualche mese, dopo aver peregrinato, nomade, perché sa che da quell'ultima mela dipende il suo sostentamento quando tornerà. Mi seguite? Sto semplificando, ok? Noi invece cosa facciamo? Noi ci mangiamo l'ultima mela. Poi, siccome siamo l'essere più evoluto e molto intelligente, adesso che vanno le start-up, gli innovatori, ci inventiamo un modo per fare il bosco verticale con l'orto verticale. Poi ci inventiamo un modo per fare la stampante in 3D del cibo. Sapete che ormai si stampa il cibo in 3D. Io vidi una delle prime bistecche in 3D oltre una dozzina d'anni fa. Mi ricordo quando ne parlai a Cremonini, che gli dissi: guardi che sta arrivando. Ma cos'è sta roba? È impossibile. Poi cosa facciamo? Poi facciamo le culture, no? Tutte artefatte per avere comunque la mela anche quando non è stagione. Basterebbe non cogliere l'ultima mela. La sostenibilità è consapevolezza. La sostenibilità è un nuovo stato di coscienza. La sostenibilità è innanzitutto un atto di responsabilità, abilità di dare risposta. La sostenibilità è essere inclusivi, è sapersi in relazione a tutto il resto. Poi arrivano tutte le regole della sostenibilità. Dopo. E arrivano perché noi ci siamo distratti. E ciò che ci apparteneva dall'origine, il buon senso, l'abbiamo prostituito per ciò che non ci appartiene dall'origine, che è il profitto. Quindi, perché rischiamo di non farcela? Perché abbiamo preso la via del codificare, legiferare, contrattualizzare, normare per essere sostenibili. La sostenibilità è un atto di buonsenso. Non sarà una legge che ci potrà imporre la sostenibilità. Io sempre, e poi mi taccio, mi ricordo il primo salone del risparmio a Milano, che è, diciamo, il salone più importante nell'industria finanziaria, che nel lontano 2000, mi sembra fosse 16-17, siccome il salone lo fai tutti gli anni devi dare un titolo al salone, no? E come tutti gli eventi, il titolo è poi quello che magnetizza, attrae, sostanzialmente a una prima lettura ti fa dire: ma interessante, quest'anno andiamo. Ed era sulla finanza sostenibile, perché iniziava ad essere di moda, no? E mi ricordo che mi invitarono alla sessione d'apertura e fu una pessima idea quella di invitarmi, perché mi venne spontaneo condividere il mio stupore rispetto alla scelta di marketing fatta dal salone. Io posso dire che la mia giacca è color porpora, la sua giacca è blu, quindi i colori in questa maniera connotano le due giacche e quindi tu in qualche maniera distingui la giacca una dall'altra e gli dai un valore in termini di gusto. Ci siete? L'aggettivo serve per dare un senso al sostantivo, un'identificazione, una distintività. Tu puoi chiamare la finanza sostenibile? Certo, però vuol dire che per differenza ce n'è un'altra, tipo non sostenibile. Poi è arrivata la moda della finanza responsabile, poi è arrivata la finanza etica. Quindi per differenza, a me sta bene ci può essere una giacca viola e una blu, non mi sta bene che ci possa essere una finanza non sostenibile, perché una finanza non sostenibile è insostenibile. Se io devo dirti che questa finanza etica vuol dire che ce n'è una che per differenza com'è? Può una finanza non essere per definizione sostenibile, etica e responsabile? Io mi sono detto no. Capite che è banale? La tua azienda può non essere sostenibile? Risponditi. Stante la sostenibilità è economica, ambientale, di governance, ESG. Hai un problema se hai bisogno di un responsabile della sostenibilità. Dopodiché, siccome è un problema, è meglio che tu ce l'abbia. Ma abbiamo un problema, capite?
io posso avere bisogno di un responsabile del risk management in azienda, della compliance. È una materia talmente tecnica che ho un focal point dove c'è un'expertise, visto che non posso pretendere, nel nostro caso eravamo 10.000, che tutti fossero ogni giorno a norma con delle leggi che richiedono delle technicality per essere conosciute, quindi qualcuno si occupa della totalità. Ma essere sostenibili o è cultura dell'impresa dal giorno 1, o se non è così abbiamo un problema. Però c'è chi i problemi li risolve. Facciamo un passo avanti, un po' di pragmatismo. Che differenza c'è però tra responsabilità sociale, che noi questa l'abbiamo già conosciuta, imprenditori con responsabilità sociale, da Olivetti o Portogruaro abbiamo avuto Marzotto, qui anche Zanussi, insomma l'imprenditore che sta attento al dipendente, che rispetta i contratti, che è attento all'ambiente, c'è. Questa è un po' la responsabilità sociale. La sostenibilità in più che cosa apporta e che tipo di mentalità richiede? Però è interessante, abbiamo un imprenditore che ha a cuore le persone, si cura dei contratti, mi verrebbe da dire puoi non farlo? Guardate, è molto importante, io ho avuto una fortuna, da qualche anno io non nasco né come uomo di finanza né come uomo di economia. Mi sono trovato a lavorare in un'industria come quella della finanza per 23 anni, l'ho appena lasciata qualche mese, perché la vita cambia. Però dal 99 ho avuto la fortuna di frequentare a livello internazionale una comunità liquida, quindi non è un luogo, non ha un nome, fatta di filosofi, artisti, scienziati ed economisti sostanzialmente. E quindi non mi ritengo un tecnico di alcuna materia, se non quelle dove mi sono più specializzato professionalmente, il marketing, la comunicazione, l'educazione, l'innovazione e la sostenibilità. Però ho sempre privilegiato un approccio olistico alle cose. Ho cercato di lasciarmi contaminare da tante discipline. Ho scommesso sul non diventare un esperto di una cosa, ma sull'idea di avere una visione quanto più inclusiva, ampia, per avere un pensiero laterale, no? Percorrere le vie diagonali anche il nostro cervello. E vi dico, ci sono successe 3 cose che poi sottintendono la risposta alla tua gentile domanda, in questo tempo storico, stante le quali si conviene che questo non sia un'epoca di cambiamenti, ma un cambio di epoca. Non sono sinonimi. Un cambio di epoca è la meteorite per i dinosauri. Un'epoca di cambiamenti sono leggeri cambiamenti lungo l'evoluzione della specie. Ci siete? Ok. 3 consapevolezze. Una, noi abbiamo vissuto per secoli secondo le logiche date da un approccio lineare ed estrattivo all'economia. Abbiamo sempre creduto, perché non avevamo mai toccato il fondo, che le risorse fossero infinite e che si rigenerassero indipendentemente dalla domanda che noi facevamo alla fonte di quella risorsa. Economia lineare, estrattiva. Crescerà sempre, io continuo a domandare, a chiedere, non mi pongo il problema. Ci siete? Abbiamo scoperto in questo tempo 3 cose di cui abbiamo l'informazione ma non abbiamo la consapevolezza, se no avremmo già cambiato. 1, che le risorse sono finite, non che sono terminate, ma che hanno bisogno di un tempo per rigenerarsi. Alcune materie sono di una quantità, terminata la quale, ciao, petrolio. Avete visto l'Arabia Saudita cosa sta facendo? Perché sta spendendo milioni di dollari nel calcio? Per rilanciare il paese sul turismo. Si devono, altro che greenwashing sui diritti umani, perché quella materia sta finendo. Ma lì c'è una monarchia, lì c'è antropologicamente c'è un popolo nomade e c'è una monarchia. Quindi loro hanno chiarissima l'idea della continuità, non come noi che abbiamo avuto più governi che anni solari.
sinonimo del fatto che noi non abbiamo chiaro l'idea del. Lì è chiara l'idea della legacy, è molto importante. Ci sono dei fondi di investimento negli Emirati che investono a 500 anni, il ROI è a 500 anni. Noi nelle aziende abbiamo il ROI a fine anno. Quindi le risorse sono finite, abbiamo scoperto che viviamo in un sistema chiuso. Gli anglosassoni dicono what goes around comes around. Tutti abbiamo buttato la carta per terra, le cannucce nel mare, i cani cagavano e pisciavano, scusate con le parolacce così vi tengo attenti, in giro, buttavate, io non ho fumato, i pacchetti di sigarette al finestrino, sto facendo gli esempi più beceri, cioè di quelle cose che invece oggi ti fanno dire così. Quello che metti in circolo torna, tutto, seconda consapevolezza, perché siamo in un sistema chiuso. Terza consapevolezza, la fisica quantistica ha recentemente scoperto, ed è interessante mettere insieme questi puntini quando frequenti persone di diverse estrazioni, che viviamo tutti in un grande campo elettromagnetico, dove siamo tutti interconnessi con tutti e con tutto. Quindi, al di là che io non senta l'interconnessione con voi perché non so chi voi siate, quindi viva nell'illusione che della vostra vita nulla me ne tange e viceversa, non è così. È un sistema chiuso, di risorse finite, dove siamo tutti interdipendenti. Puoi pensare veramente di non vivere in maniera sostenibile in un sistema dove le risorse non sono infinite, dove non scappi da qua e dove qualunque cosa metti in circolo potrebbe tornarti e dove la tua vita dipende da quella di qualunque altro essere vivente e non vivente? Ne deriva che è bene tutti vivere in una certa armonia. Sei d'accordo? Questo dato è pubblico, vi ho condiviso insight che mi hanno condiviso colleghi in giro per il mondo, ma non vi sto rivelando qualcosa di arcano, ma se non mettiamo insieme i puntini, noi vivremo sempre in maniera insostenibile. La sostenibilità è uno stato di coscienza. Come diceva Einstein, i problemi vanno risolti a un livello di coscienza superiore di dove il problema si è manifestato. Mentre parli mi è venuto in mente una... Ci siete? Dovete lasciarsi non dovete essere scusami, No, perché vi pure. sento molto attenti, quindi questa cosa mi rallegra molto e vi ringrazio. Non dovete essere d'accordo. Io non sono qui, stavo benissimo, ero in Liguria, cioè sapete quanto ci si mette ad arrivare dalla Liguria qua? Non ho preso un euro, non ho preso 4 libri, se volete comprare li comprate. Sono qua perché la mia vita dipende da te. Lo ridico, sono qua perché la qualità della mia esistenza, il mio benessere, la mia prosperità, dopo eventualmente la mia ricchezza, se comprerai un libro, dipende da te. Io te lo voglio dire e non ci devi dormire la notte. Lo capisci? Solo che a te di me non gliene frega nulla. Io ho una fortuna di poter stare qua e dirti che invece mi impegnerò per te. È molto importante. Se no, questo giro non gliela famo. Ma non perché finirà tutto, quello sgancia la bomba e poi state sereni. Voi la svangate. Morirete tutti di vecchiaia, va tutto bene, e anche i vostri figli. Ma non siamo qua per questo, capite? Va lasciato un segno di senso. Della tua azienda si deve parlare come si parla tutt'oggi di Olivetti, ma Olivetti non è che ha inventato una formula, è stato un imprenditore di buon senso, ha capito che la ricchezza della sua azienda dipendeva dalla prosperità della sua comunità e la prosperità di una comunità
non dipende dalla ricchezza della stessa, ma dalla qualità dell'esistenza, che quindi diventa attenzione all'altro, quindi diventa educazione, quindi diventa cura del territorio, ma è un processo logico, basico. È una risposta di buonsenso a una tendenza invece interiore che invece ci porta naturalmente a cannibalizzare tutto, a pensare solo a noi. È di un'ovvietà assoluta. Però ci manca il livello di coscienza, perché tutto il sistema ci induce invece a dire: ma io che ci guadagno da tutto questo? Ho capito, ma io faccio io e poi tutti gli altri fanno tutto il contrario, e quindi allora non fare niente. Però se non fai niente, non rompere le palle, capisci? Perché dai fastidio. Quando Gandhi si è messo a riprendersi le saline, avete visto almeno il film con Ben Kingsley, ve lo ricordate? Hanno marciato sulle saline, si sono messi tutti in fila per uno e i soldati inglesi avevano l'ordine di sparare. Poi hanno convertito da sparare, erano esseri inermi davanti a menare coi calci e il fucile. Poi a un certo punto depongono le armi e si rivolgono verso i comandanti e dicono: non si può sparare. La domanda è figo, no Gandhi? La domanda è: chi si mette in fila? No, perché stare in fondo, fare il tifo per chi va, al principio è bello, no? Fare il tifo, mettersi in fondo alla fila. Chi si mette in fila? E quindi lo fa. Perché poi accadrà come diceva Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi hai vinto. È faticoso. Sono 4 passaggi che hanno bisogno non di ricchezza, di volontà. Questo cambio che tu stai spiegando, stai raccontando, è un cambio di mentalità estremamente forte che viene richiesto all'essere umano, perché qui sono secoli che invece noi lavoriamo con il profitto, con il capitale che viene messo al centro. Mentre tu parlavi prima mi è venuto in mente un esempio di sostenibilità che mi ha colpito tantissimo e che viene proprio dall'Europa, dalla Francia. Quando si parla di sostenibilità, di autosostenibili, se io ve lo chiedo voi subito penserete a Tesla piuttosto che alla Toyota, insomma all'auto elettrica. In realtà l'esempio di sostenibilità vero che c'è in Europa lo fa la Renault con, tra l'altro, un amministratore delegato che è italiano, che è Luca De Meo, con un'auto che non la vende più. Sta imponendo lo sharing dell'auto. Quindi questo è un cambiamento totale in una mentalità, la nostra, dove in una famiglia avremo almeno 3 macchine perché ciascuno ha la propria auto e la usa 10 minuti per andare al lavoro, 10 minuti per ritornare. Ecco. È molto interessante quello che condividi. Tanto Luca lo conosco, non lo vedo tantissimo, lo conosco, ci siamo incrociati una volta tanti anni fa, ancora che era direttore marketing della Fiat, allora Fiat. E quella che citi delle auto è un tema molto dibattuto, molto interessante, perché anche qua l'auto elettrica, l'alternativa A, premetto che ho un punto di vista ma non è un'opinione, perché girovagando incontro spesso notizie che mi fanno rimettere in discussione quella che, se fosse una mia opinione, rischierei di diventasse un dogma, no? Quindi sto con un punto di vista. Però vi invito ad una riflessione, no? Perché tutti vorremmo certamente un mondo migliore, tutti abbiamo capito che forse, insomma, ciò che fa girare le nostre auto probabilmente non è l'elemento più utile al pianeta e quindi va cercata un'alternativa. C'è chi dice l'elettrico, c'è chi dice l'idrogeno, c'è chi dice l'acqua. C'è chi dice che di petrolio ce n'è ancora molto, per dare tutte le versioni. Certamente, però non si capisce come mai dove c'è la terra più ricca di petrolio stiano convertendo ad altro. Perché non starebbero lì ancora a pompare all'infinito se ce ne fosse così tanto? Ma chi glielo fa fare questi qua? Sapete adesso che stanno comprando giocatori dappertutto? Le 4 squadre di calcio che stanno comprando giocatori a prezzi, giocatori tra l'altro quasi a fine carriera, a prezzi senza senso, appartengono tutte ad un unico fondo, che è il fondo governativo. Quindi manco l'idea del conflitto di interessi. Ma c'è un interesse maggiore
all'interesse sportivo dove vincerà evidentemente uno, è ripensare l'immagine pubblica di quel sistema e quella economica. Economica, petrolio, sta finendo, soluzione, cosa abbiamo? Niente, turismo, ma perché la gente venga non deve fare una guerra di religione nel non venire al tuo paese perché pensa che tu sia stato ciò che peraltro sono stati. E quindi giù pesanti di tecnologia, stanno costruendo città assurde, fighissime e quant'altro, e giù di immagine pubblica. Ma i puntini vanno uniti, se no non si capisce. Le auto sono interessantissime, le auto elettriche. Le auto elettriche vanno grazie alle batterie. Le batterie di quali materiali sono fatte? Litio, cobalto, perfetto. Già se non tutti sappiamo rispondere a questa domanda abbiamo un problema, perché nel frattempo che abbiamo l'opinione sull'auto elettrica ci manca un pezzettino. Dove sta il litio e il cobalto? Africa? Ucraina? Cina e Sud America. Ok. Quindi, se per fare questi che abbiamo nelle mani tutti, se per fare le auto elettriche che tutti stiamo decidendo di volere senza aver capito, sarà necessario avere quei materiali, se ieri facevamo le guerre per il petrolio, faceva girare tutto, cosa ci dice che domani non faremo le guerre per il cobalto? Ve lo dico io, le faremo. Dove sta il cobalto? In quelle zone. Si chiamano terre rare, ok? Quindi vi assicuro che tra un po' cadrà qualche governo che sta su qualche territorio dentro al quale ci sta del materiale interessante, ci inventeremo l'ennesima guerra di religione per giustificare di prenderci. Ricordo che l'Ucraina ha un giacimento di litio che è il più grande al mondo, Ma quindi c'è già adesso una guerra in atto. No? Vanno uniti i puntini, capite? Perché quello è l'oro del futuro, ma il vero oro del futuro sapete qual è? Lo chiamano l'oro blu. Che cos'è l'oro blu? L'acqua. È l'acqua. Perché la Cina ha occupato il Tibet senza chiedere il permesso? Il più grande paese al mondo, è stato in questi giorni superato in termini di abitanti dall'India. Scarsità di acqua, il più grande paese al mondo, si trova ai propri confini la più grande risorsa idrica del pianeta, l'Himalaya, che si sta scongelando. Annessione, finito. Cioè, preso il Dalai Lama, questo se n'è andato in India, ha rinunciato al potere politico, al potere temporale, visto che lui deteneva sia quello spirituale che quello temporale, ha detto va benissimo così, io mi tengo il potere spirituale, vado da Ramsala, voi tenetevi quello politico e eleggeranno loro il prossimo Dalai Lama, che da secoli si dovrebbe reincarnare in una figura che viene scelta e riconosciuta, scelgono loro, nominano. Noi abbiamo risolto, c'è qualcosa di plastica qua? No, meno male. Abbiamo risolto il problema della plastica, peraltro inserita nel nostro sistema nel 1960, quindi la gran parte di noi, se non loro, hanno visto nascere questo elemento. Nell'arco della generazione di una sola vita, al massimo di 2 generazioni, è diventato un problema. Grazie all'economia circolare stiamo sviluppando soluzioni che risolveranno quel problema, a patto che ce la si faccia, ma c'è già innescato il prossimo problema, lo smaltimento dell'elettronica. Se io vengo a casa vostra e apro i cassetti, sapete quante prese, cavi, batterie, vecchi cellulari? Vammelo a buttare questo domani, dimmi dove lo porti. Il prossimo problema è già là. E questi, come le batterie, sono fatti di materiali il cui costo sociale dell'estrazione, stasera vai a casa per andare a letto, digita Congo, bambini, miniere, estrazione di terre rare. Vedi quello che c'è. Ma è uscito adesso da Amnesty International, non vi sto rivelando io, no? Quindi c'è il problema dell'estrazione e il problema dello smaltimento. Quindi mentre qua ci distraiamo con i mondiali di calcio, la guerra, di là c'è già il prossimo film. Perché? Perché è inutile che troviamo l'economia circolare, diventiamo sostenibili per risolvere il problema. Se non facciamo un salto di coscienza e decidiamo di non inserire più nel sistema soluzioni già nocive solo idealmente, sarà una costante rincorsa a risolvere i problemi.
E che vita è? È bellissimo questo momento storico. Se facciamo il salto di coscienza, l'assunzione di responsabilità, una nuova consapevolezza, tutti i vostri talenti di imprenditori, di manager o di liberi cittadini saranno messi al servizio della collettività, naturalmente. E sapete quale sarà la sorpresa? Che ci guadagnerete tantissimo. Perché mentre tutti gli altri rallenteranno e diranno ma che ci posso fare io, ma non dipende da me, ma cosa posso fare io? Appena voi uscite dall'essere ignorati, passerete all'essere denigrati e passerete all'essere combattuti, poi vincerete a mani basse. E sarà tanta ricchezza, tantissima ricchezza, perché lo capiranno in pochi. Allora, hai citato l'economia circolare, hai detto che questa economia circolare non è più sufficiente per rispondere al nostro problema, infatti tu hai introdotto il concetto di economia sferica, che tra l'altro gli abbini anche il concetto di gratitudine, infatti il tuo libro si intitola Gratitudine, la rivoluzione necessaria. Allora, che cos'è questa economia sferica? Che differenza ha con l'economia circolare e cosa c'entra la gratitudine in tutto questo? Allora, hai studiato di brutto. Cosa credi? L'economia circolare l'ho appena descritto, non è sufficiente. L'economia circolare è una soluzione. Intanto per incominciare, scusate, è un atto di presunzione, però dobbiamo immaginarci che 20 anni fa, anzi probabilmente anche di meno, qualcuno si è messo a parlare di economia circolare ed essendo noi da millenni operativi in un'economia lineare, qualcuno si sarà sentito dire ma chi sei, ma cosa c'entra, ma chi ti credi di essere, cos'è sta buffonata? E quindi io... chi sono, ma chi mi credo di essere, cos'è sta buffonata, però intanto se ne sta parlando. Anzi, peraltro condivido una piccola gioia perché queste idee recentemente sono state ritenute meritevoli di diventare materia universitaria, per cui pur da non laureato ho vinto una cattedra, quindi sono in università a Roma, sono professore di queste materie, quindi è bellissimo, non vedo l'ora di fare gli esami. Io ho lasciato l'università perché non ce la facevo emotivamente a superare il trauma da esame, da interrogazione, e quindi adesso sto dall'altra parte e sono curioso. No, ed è molto interessante perché l'Accademia finalmente ha riconosciuto il valore di questa cosa. E anche nel mio piccolo l'idea di uscire dalla banca non era per rinnegare il passato, ma era proprio per darsi completamente in chiave consulenziale, divulgativa, alla diffusione di queste idee. La circolarità, ve l'ho appena descritto, è una soluzione necessaria, ma non sufficiente. Quindi ho iniziato a riflettere su cosa potesse essere una cosa auspicabilmente definitiva. E in realtà il pensiero non era di matrice né economica né filosofica, ma proprio ingegneristica, anzi quasi... è stata una visione geometrica. Ho pensato di aggiungere al cerchio, faccio così, in altro senso se no è volgare, una terza direttrice. Il cerchio, circolarità, è bidimensionale. La circolarità ha avuto il grande merito di dare una spallata all'economia lineare e di dire smettetela di estrarre, perché non è infinito. E quindi abbiamo iniziato a recuperare, riciclare, rigenerare, riqualificare, restaurare, ma è una costante rincorsa. Allora, come vi dicevo prima, essendoci già il prossimo problema innescato, mi sono detto, ma se mettiamo al centro un pensiero legato al senso, perché il profitto non può essere lo scopo, il profitto è il mezzo. Il denaro è un'energia funzionale a far accadere qualcosa, non è il qualcosa che deve accadere, il denaro, è un mezzo, è uno strumento per far accadere qualcosa fuori e possibilmente dentro di te. Tra l'altro ciò che accade fuori è perché è accaduto dentro. L'essere umano è lo scopo. La prosperità, il benessere è lo scopo, che non sono sinonimi di ricchezza. La prosperità, il benessere, hanno come derivata la ricchezza. La ricchezza
non ha necessariamente come derivato il benessere. Qual è il sottosuolo più ricco del pianeta di materie? Qual è il continente? L'Africa. L'Africa. Qual è il continente più povero del pianeta? L'Africa. Capite che è un ossimoro? Sì o no? Ci siete? Adesso si fa buio, vi ho persi. Sì o no? Grazie. Noi siamo sempre stati educati a rincorrere la ricchezza e abbiamo sempre visto nel denaro la comprova del nostro valore. E poi col denaro i più buoni facevano qualche cosa. Chi donava, chi si impegnava. Ma tu prova a perseguire la prosperità, prova a perseguire il benessere condiviso, guarda che arriverà il denaro. Allora l'idea è alla circolarità, che non è sufficiente aggiungere un pensiero, perché l'essere umano che se inserisce un pensiero di fondo all'origine della nuova idea si preoccuperà prima di ciò che sarà, e proprio perché sa di essere interconnesso con tutto non innescherà nel sistema una cosa che è già conclamata essere un problema per incorrere un po' di vanità, cioè il denaro. Se hai chiaro l'interconnessione, se hai chiara l'interdipendenza. Se invece pensi che non sia così, ti prego, sbagli, perché dicono questa cosa tutte le antiche tradizioni di tutte le epoche, di tutte le terre emerse, e dice questo la scienza. Quindi se ti vuoi rilevare da ritenerti a risorse finite in un sistema chiuso, interconnesso, mi devi portare la prova che non sia così, non dire non ci credo. Quindi o lo fai in nome di Dio, chiunque esso sia per te, o lo fai in nome della scienza, ma se ti rilevi sei insostenibile, siamo irresponsabili. Lo sentite il tema della consapevolezza, ancora prima che arrivi il consulente? Cioè il consulente arriva anch'io, ti appiccichiamo 4 cose all'azienda, facciamo 2 magie. Quindi l'economia sferica è una evoluzione di quella circolare e infatti è fatta di 3 dimensioni che sono l'innovazione, la necessità di essere costantemente in discussione per trovare un'idea, un'intuizione, una soluzione, un processo, una procedura, un prodotto, un posizionamento a mercato nuovo, e in questo tempo saper innovare è fondamentale perché il tempo del cambiamento è velocissimo. In Veneto no, siete famosi, sono famosi, qua siamo ai confini, non so se ci sia un derby in corso o no, quanto vi assomigliate, no? Fomi, so io come si fa. Sono imprenditore, si fa così da generazioni, sta cambiando tutto velocissimamente. Devi essere sostenibile, sustainability, e devi rimettere l'essere umano al centro. Innovation, sustainability, human centricity fanno la humanovability. Qualunque processo deve tenere conto di sapersi innovare in tempo reale costantemente, di saperlo fare in maniera sostenibile e di saper riaffermare la centralità dell'essere umano. La centralità dell'essere umano non significa l'essere umano in cima alla piramide, una visione antropocentrica, perché lui è. No. La visione sferica, l'essere umano parte integrante del sistema, ma essendo il più evoluto è quello più responsabile. Che sta roba non va arriva. Noi siamo la specie apice di questo pianeta. L'essere apice, non so se per volontà di Dio, della scienza, del Big Bang e quindi del caso, è dovuto al semplice fatto che il nostro cervello è diverso dal cervello di qualunque altra specie vivente. La conformazione del nostro cervello è diversa da quella di qualunque altra specie vivente. Ogni parte del cervello è preposta a delle funzioni, questo lo sapete. Ci sono degli animali che hanno delle funzioni che noi non abbiamo. L'udito per l'olfatto per i cani, l'udito per alcuni mammiferi marini, eccetera, eccetera. No? Gli ultrasuoni. Ma lasciamo stare questi casi.
Noi abbiamo una parte del cervello, che peraltro ha scoperto la Rita Levi Montalcini, la corteccia prefrontale, che è preposta ad una funzione. Nessuna specie ha una corteccia prefrontale. Tra le tante funzioni della corteccia prefrontale ci sta l'immaginazione e la prefigurazione. Le altre specie non immaginano, non si figurano prima le cose. Immaginare, in me mago agere, lasciar agire la magia che c'è in me. E la parola magia deriva dal persiano antico mahag, che significa conoscenza. Lascia agire la conoscenza che c'è in te. Sei un essere speciale, non ti manca niente. Ci siamo solo distratti. La prefigurazione, la fisica quantistica ha detto che la realtà esiste solo nel momento in cui te la immagini. È una figata assoluta. Ognuno si sta facendo il suo trip in questo momento e la tua realtà è solo la tua. Poi arriva tutta la New Age che dice la legge dell'attrazione, no? The Secret. È molto semplice. La realtà esiste nel momento in cui te la prefiguri. Nessun'altra specie si può prefigurare la realtà. Che realtà ti prefiguri? Perché la dimensione esteriore è una proiezione di quella interiore. La tua azienda, come te la prefiguri? Ma soprattutto gli uomini che lavorano nella tua azienda, le donne ovviamente, come se la prefigurano? Perché la tua è una lotta donchisciottiana nell'avere una visione mentre tutti i tuoi collaboratori ne hanno un'altra. Perché l'azienda sarà quella che loro si prefigurano tutti i giorni. Quanto ti occupi delle persone in azienda? Non di quello che sanno, non di quello che fanno, non soltanto, ma di quello che sono. È un altro modo di fare impresa. È la nuova impresa del nuovo millennio. Essere umani. Specie apice di questo pianeta. La più responsabile, la più abile nel dare responsabilità. È bellissimo essere degli esseri umani in questo tempo storico. Cioè, abbiamo fra le mani qualunque possibilità. Ma il sistema non ti sostiene. Confindustria non ti sostiene, Confcommercio non ti sostiene, il governo non ti sostiene, i media non ti sostengono, la politica, la società, la scuola, la religione, il sindaco, il farmacista, nessuno ti sostiene. E come si fa ad integrare proprio l'individuo con un individuo può essere di buon senso, l'imprenditore può avere tutte le sfaccettature che hai detto tu, però siamo in un contesto in cui il sistema è pesante, cioè il sistema comprime, il sistema è fatto da un governo, è fatto tu il nuovo sistema. Devi rispettare le leggi, cioè le leggi vanno rispettate, punto. Non ti sto dicendo vai contro la legge. Come si coniugano? Innovare, vocabolario. Io amo tantissimo studiare le parole, perché è una buona maniera per non litigare. Poi mi occupo di innovazione, quindi tutti io ho detto, ma cosa significa la parola innovazione? Sono andato sul vocabolario. Alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove. Banale. Qual è il problema dell'essere umano? Che l'essere umano appena ha una zona di comfort si mette comodo, giusto? Anche chi sta male sta comodo, gli piace dire che sta male. Lo dico con grande rispetto per chi sta male. Quindi l'innovazione è un atto innaturale, perché quell'ordine prestabilito delle cose che andrebbe alterato per fare qualcosa di nuovo, noi non vogliamo alterarlo perché l'abbiamo prestabilito noi. Genitori con i figli, insegnanti con gli studenti, politici con i cittadini, manager con i collaboratori, imprenditore con i manager, Confindustria con gli imprenditori, governo con la Confindustria. Non si vuole cambiare una mazza, perché abbiamo tutti una visione di breve. Nessuno di noi prende decisioni a 500 anni. Finché non ti nasce un figlio, non hai neanche l'idea della tua legacy personale, vivi come se tanto chi se ne frega, poi ti nasce un figlio, poi ti rincoglionisci un po' come genitore.
e inizi a vedi comparire dentro di te tuo padre e tua madre. Quanti vedono comparire dentro di sé proprio padre e propria madre nell'educare i figli? Gli altri no, beati voi. State più attenti. Alterare l'ordine è un atto innaturale, ma è un atto divino rinnovarsi costantemente. Quindi già concederti la possibilità di farlo è la prima risposta a quello che giustamente diceva lei, perché il sistema, anch'esso che si è autodeterminato, cioè si è regolamentato, era bellissimo, stanno girando dei meme sui social di un viaggio che fece Macron in Libano durante una rivoluzione, e in cui disse: ma se la rivoluzione arriva dal basso, la rivoluzione va accettata perché arriva dal basso, arriva dal popolo. E poi mettevano il video di una dichiarazione fatta qualche ora fa: le regole vanno rispettate, il popolo non è che può insorgere come gli pare. Sono giuste tutte e due, cioè non so come dire. So cazzi per quando fa il politico adesso prende una posizione su queste cose. Io giro tutto il mondo, sono stato in 4 su 5 continenti, ho parlato a Tokyo, a Bogotà, a Città del Messico, a Madrid, a New York. Adesso, ogni volta che prendi parola in pubblico, sbagli per definizione le parole che usi, no? Le metafore, i riferimenti. Adesso c'è stato l'ultimo Pride, no? Lo dico con rispetto, ormai la comunità è diventata LGBTQ+, a un certo punto mettono un più alla fine, no? Così. La definizione aperta. Sì, solo se tu non sai tutte le consonanti qualcuno si offende, perché qualcuno di noi appartiene a qualche consonante di queste. E se sbagli, qualcuno di voi ride, non lo vedo più, ma se stai da questa parte devi spiegarti perché non ti ricordi anche l'ultima consonante. Facebook ti fa scegliere quando ti profili fra 78 diversi generi, quindi sono più i generi delle lettere dell'alfabeto. Quindi a un certo punto metteranno tutto l'alfabeto più. È un casino e tutti hanno lo stesso diritto degli altri, ma tutto cambia velocissimamente. Non sottovalutate la velocità del cambiamento in corso, ma non ti spaventare, hai tutto quello che ti serve. Lo puoi prefigurare, puoi lasciare agire la magia che c'è in te, e la magia che c'è in te è del cuore, non è della mente. La sostenibilità è sensibilità. Poi arrivano gli SDGs, poi arrivano gli ESG, poi arrivano i consulenti, poi arrivano la certificazione B Corp, la conversione a società benefit. C'ho tutto, cosa vuoi? Ce l'ho. Se non ce l'ho io, ce l'ha qualcun altro, ce l'abbiamo. Ma ti ruberei i soldi. C'è bisogno di sentire battere il cuore e vedere il fuoco negli occhi. Che bello sentir battere. Da quant'è che non senti l'ascolto, non senti il battito del tuo cuore? E ringrazi. Così arriviamo alla gratitudine. Da quant'è che non ringraziamo? Posso dire la gratitudine che era una tua domanda? Certo, Okay. sto aspettando. Sto aspettando. Io faccio dei giri, sono passato per Padova per rispondere. Allora, uno dei più grandi uomini di marketing del nostro tempo, Kevin Roberts, l'amministratore delegato della Saatchi & Saatchi, una delle più grandi agenzie di comunicazione, forse la più grande al mondo. Io da uomo di marketing chiaramente era uno dei miei riferimenti. Si è inventato il concetto qualche anno fa di Love Mark. Qualcuno ha mai sentito parlare di Love Mark o Love Brand? Qualcuno? Vabbè, i marchi più famosi al mondo sono stati definiti dei love brand: Adidas, Nike, Google, Microsoft, Apple, McDonald's, Adidas e così via. E disse, ha fatto un grafico cartesiano, ha messo sui due assi il rispetto e l'amore. E ha detto, sono questi due sentimenti che un consumatore può provare nei tuoi confronti. E poi il grafico cartesiano fa emergere 4 quadranti. Adesso sto cercando di guardare la vostra prospettiva. Se per te viene provato poco amore
poco rispetto, tu sei un brand, lui ha detto, un marchio. Che uno dice, ma se sono solo un brand e non valgo nulla? No, 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 no. Il sale, non proviamo né amore né rispetto per il sale, quello che andiamo a comprare al supermercato. Infatti il sale spesso sta sul bancale, nella plastica, lo spostano di qua, lo spostano di là, perché no? Perché per stare invece nei posti importanti al supermercato devi stare sugli scaffali, all'altezza media della casalinga media di quella zona, ok? Alla cassa ci finiscono le cose che non compresti mai, ma che ti viene, sta in fila lì, il gusto L'acquisto di comprare, istintivo. l'acquisto istintivo. Quindi essere un brand va benissimo. Poi dice, tanto rispetto, basso amore, sei una istituzione. Le poste, le banche, molto rispetto, non è che siamo innamorati delle istituzioni, perfetto. Poi dice, molto amore, poco rispetto, si chiamano fad, le mode, il fashion è tutta qua. Noi continuiamo, non abbiamo alcun rispetto per i nostri capi. Tua nonna aveva un rispetto per il capo, si sporcava, lo puliva, si scuciva, lo rammendava, c'era l'abito della festa, l'abito del lavoro, col cavolo che buttava via il grembiule fino a che non era liso, giusto? Invece noi continuiamo a disinnamorarci di un capo, perché cambia la linea, a rinnamorarci di un altro. Non c'è nessuna fedeltà verso quel capo. Si dice che mediamente un capo d'abbigliamento viene usato 8 volte prima di essere definitivamente dismesso. E poi dice, molto rispetto, molto amore, ci sono i love mark. Fighissimo. Poi un giorno mi sono visto il film di Fight Club con Brad Pitt e Edward Norton. Qualcuno l'ha visto? Brad Pitt in quel film, signore, c'è proprio LGBTQPQRZ più. La bellezza universale. Esattamente, una roba senza senso. E lui si siede al tavolo con Edward Norton, stanno in un bar, e adesso chi non l'ha visto se lo veda perché c'è tutta la dimensione psicologica tra i due personaggi, sono uno sostanzialmente riflesso dell'altro. E a un certo punto in questa chiacchiera molto anticonsumistica, prima lo prende in giro perché gli dice tu c'hai le mutande col nome di uno. Immagino si riferisse a Calvin Klein, in quel caso non. Infatti io dico Oscar di Montigny tutti i giorni sulle chiappe nell'intimo di qualcuno, poco interessante, ma questo è diventato milionario. E poi dice, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Compriamo cose che non ci servono con soldi che non abbiamo per impressionare persone di cui non ce ne frega niente. E mi sono detto, ma guarda un po' che la gran parte dei love brand sono esattamente quella cosa lì. Allora mi sono detto, ma ci può essere un terzo sentimento che è una prova obiettiva del tuo reale valore nel portare al mercato un prodotto, un servizio, un'offerta? Perché tutto è un atto economico. Noi stiamo avendo un atto economico. Voi mi pagate con l'attenzione, noi due vi offriamo delle suggestioni. Con tuo figlio è un atto economico, gli offri un modello educativo, lui lo rispetta o meno. Se sei un insegnante ai tuoi studenti proponi un atto economico, gli offri dell'insegnamento, loro te lo ripagano studiando. Nella politica è evidente, ti offro un programma elettorale, mi paghi col voto. E mi sono accorto che c'è un sentimento rarissimo nelle nostre vite. I miei figli potrebbero amarmi. Il mio ruolo naturale di padre non mi dà garanzia sul fatto che mi siano grati. Siete d'accordo? Io posso essere un autorevole professionista. L'amore è più nella sfera affettiva e il rispetto è più nella sfera sociale e pubblica. Non è detto che i miei collaboratori o i miei clienti mi siano grati, giusto? C'è qualcuno di voi che ha più di 10 persone nella vita che ama? C'è qualcuno? Mazza che pigri che siete a Pordenone, ragazzi. Un braccio. C'è qualcuno che nella vita ha più di 10 persone che rispetta? Ok. Ci sono almeno 10 persone che ti amano nella vita? Auspicabilmente sì. Ci sono 10 persone che ti rispettano? Ok. Domanda delicata. A quante persone sei profondamente grata nella tua esistenza o grato? Non arrivi a 10, te lo dico io. Giusto?
Domanda più complessa: quante persone ti sono profondamente grate? Te lo dico io, poche. C'è qualcuno che è una persona a cui è profondamente grato e non la vede e sente da tanto tempo? C'è qualcuno? Da quanto non la senti? 10 anni. È una donna o un uomo? Tu lo sai che se lui ti chiamasse domani per qualunque cosa ci devi essere, vero? Basta. Quanto è emozionante pensare a rincontrarlo. Sentite la forza del trasporto emotivo? Ma non mi interessa chi sia, è troppo facile pensare che sia il suo grande amore o quello che le ha salvato la vita perché stava affogando a Jesolo. È un cacchio di sentimento che è per sempre. Non è soggetto a un prezzo, a un servizio, al marketing. Come si fa a generare gratitudine nell'altro? Maya Angelou, una poetessa americana. La gente si dimenticherà di quello che avrei detto. La gente si dimenticherà di quello che avrai fatto. La gente non si dimenticherà mai di come l'hai fatta sentire. È qualcosa che ha detto o fatto o qualcosa che ha generato in te un sentire particolare? Come si fa a vendere bulloni, consulenza, macchine, acqua, tazze, libri, generando gratitudine? Io non lo so, ma so che sarebbe possibile se ci impegnassimo. E a questo punto cosa succede? Che diventi un grateful brand. Che questo, sapete cosa significa gratitudine sul vocabolario? Memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. Sapete in marketing cosa significa? Brand awareness, word of mouth, passaparola. Il passaparola è lo strumento di marketing più efficace in assoluto perché è il più naturale. E in questo tempo, dove chiunque può passare parola a chiunque su tutto, io vado su TripAdvisor domani e distruggo questo posto, lo sapete? Mi invento che era sporco, che era lurdo, che si è mangiato di merda, che mi hanno trattato male, che c'erano dei camerieri, ho una certa influenza, ti assicuro che qualche vendita la perdono, sei d'accordo? E se voi tutti faceste uguale, questo posto chiude tra un anno. Ieri non era possibile. Memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. Qual è il beneficio che riceve il tuo cliente? Che ha comprato una macchina, ha girato la chiave e la macchina è partita. Ma dai, veramente? I brand devono fare un'evoluzione. Passare da essere, si dice just a brand, consider brand, quindi tra i tanti marchi l'essere considerati, tra i marchi considerati essere tra i preferiti, tra i marchi preferiti essere i cosiddetti must have brand, quelli che si devono avere a tutti i costi, tra quelli che si devono avere a tutti i costi a essere un love brand e la sfida lanciata a essere un marchio che generi gratitudine. A questo punto è la fedeltà del cliente per sempre. Se no, se sei brava e bravo, sei un love brand. Però sappi che i benchmark sono Adidas, Google, Nike, Pepsi, Coca. Buon viaggio. Essere un grateful brand non c'è bisogno di essere per forza grandi. Oscar, ma in un mondo in cui... In un mondo che? No, in un mondo in cui siamo riusciti a dividere l'atomo, ma facciamo molta fatica a dividere citazione. il pane, come dimostri l'efficacia di questa tua visione? Allora, io sono un pazzo utopista e dopo aver cercato di difendermi per tanti anni facendo business, cioè industria, perché se è difficile innovare è difficile essere quello preposto all'innovazione dell'azienda, perché figo tutto, ma costa troppo, non funziona, chi sei tu, perché vorrei essere il capo dell'innovazione della vostra azienda, è colui al quale avete delegato questa cosa, no? Se foste voi gli imprenditori.
Allora, quindi per potersi difendere non dai cattivi, ma da un sistema che per definizione non altera l'ordine prestabilito che lui stesso ha stabilito, bisogna misurare l'efficacia. E l'efficacia oggi si può misurare, io sono arrivato a questa conclusione, su un modello che con dei compagni di viaggio stiamo definendo e che l'Accademia è stata disposta a riconoscere come efficace e a canonizzare, quindi stiamo codificando questo sistema. Il reale risultato è l'impatto che hai prodotto su tutto ciò che è fuori di te, oltre che dentro di te. Le Nazioni Unite hanno stabilito un codice, che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: la vita sopra la terra, la vita sotto l'acqua, la collaborazione, l'accesso alle cure mediche, la parità di genere, la collaborazione, insomma i 17 obiettivi. Sarebbe interessante che la vostra azienda o la vostra organizzazione, vostra perché di proprietà o vostra perché vi lavorate, e se non fosse coerente con questo, so che è un lavoro importante, ma quell'azienda che non persegue questi obiettivi non merita la tua presenza, perché non c'è una posizione neutra: o sei sostenibile o sei insostenibile, non c'è qualcosa nel mezzo. Dovreste adoperarvi per perseguire in quota parte, ciascuno nella propria sfera di influenza, la realizzazione di questi obiettivi. Questi 17 obiettivi le Nazioni Unite li hanno ricondotti a 5 parole. Inizialmente qualche anno fa l'hanno chiamata Triple Bottom Line: People, Planet, Peace. Voi avete? Ok. Poi l'hanno evoluta a 5 parole. Hanno aggiunto Partnership, People, Planet e Prosperity. Quindi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che dovremmo tutti adoperarci per perseguire coerentemente con la matrice di sviluppo ESG, quindi ambiente, sostenibilità e governance, sono ricondotti a queste 5 parole. Essendo gli obiettivi 17 le parole 5, ci sono alcune parole che hanno più obiettivi ricondotti a loro, anche perché ciascun obiettivo può riferirsi unicamente ad una delle P. Abbiamo evoluto questo modello, abbiamo pensato che si dovessero aggiungere 2 P, la P di profit e la P di person. Le abbiamo messe su una scala fatta di person, people, partnership, profit, prosperity, planet e peace, e stiamo definendo una metrica di misurazione dell'impatto su questi 7 livelli. Sostanzialmente tu sei un grateful brand se nella tua operatività produci un impatto positivo, armonico, su tutti questi 7 livelli. A quel punto il mercato ti sarà grato. È molto importante aver aggiunto la P di profit, perché nella narrativa delle Nazioni Unite il denaro era stato lasciato fuori. Però fin tanto che tutto gira attorno al denaro, almeno come convenzione, è inutile parlare di impatto se non producendo anche un profitto, che io chiamo right profit, sostanziale. E poi manca la P di person, perché se partiamo da people è l'ennesima generalizzazione: l'umanità, i bianchi e i neri, i cristiani e i musulmani, gli italiani e i francesi, ma Oscar di Montigny, con i suoi diritti e i suoi doveri, non è mai tirato in causa. Quindi un'azienda che diventerà un grateful brand sarà un'azienda che avrà prodotto un impatto positivo, armonico, quindi equilibrato, su tutti questi 7 piani. Per cui ci sarà un assessment e poi ci sarà un accompagnamento perché ciò accada. Vuoi sapere qual è il ritorno sull'investimento? C'è una legge molto semplice, lo dicono le antiche scritture: strategia. Finisce con che si riceve. Qual è la prima frase? È solo dando che si riceve. Vuoi sapere quanto riceverai? Tanto avrai dato. Garantito. Io quando sono uscito con il libro Gratitudine, ti racconto un aneddoto. L'editore era Mondadori
c'era da decidere il prezzo. Mi viene da ridere, scusate. Perché a quel libro mancano in realtà 7-8 pagine, perché verso la fine, c'erano 2 o 3 pagine all'inizio e 4-5 pagine sul finale, perché io volevo che il prezzo uscisse a 0 euro. E poi ero pronto a costruire una piattaforma dove alla fine della lettura del libro la gente andasse a donare per quanto era il valore che aveva attribuito alla lettura. E quindi le pagine che mancano cosa sono? Che nel libro spiegavo nelle prime pagine questo concetto e sul finale, perché sfido chiunque di noi a ricordarsi quanto ha pagato un libro che ha fra le mani, gli ricordavo che il libro era di 0 euro e quindi dicevo adesso che stai per finire dagli un valore. E poi scrivevo in sintesi, se non è valso nulla, mi hai già pagato col tuo tempo, va bene così, anzi scusa. Se invece è valso qualche cosa, valuta tu. Stante che anche l'ultimo di Scaffè si sa che un libro così può costare tra i 12 e i 20 o poco più euro. Valuta tu. Vai sulla piattaforma e versa. Ma non ti dimenticare, mi ricordo gli scrivevo, perché se lo fai sei un fottutissimo pigro. Non far parte di quelli che dicono ma poi andare sulla piattaforma, poi mi rubano i soldi, la carta di credito, perché ormai sto dicendo mettiamo carta di credito per pagare la qualunque. E se invece non vuoi pagare ma è stato utile, mi divertivo un sacco in quel tratto il libro, dicevo sei un ladro. Perché ti stai dicendo che ti è interessato, perché però non vuoi pagare. E l'editore fa, fighissimo, il direttore marketing dell'editore era partito a bomba, no? Ma un caso mondiale, non ha mai fatto nessuno. Poi è arrivato quello dell'amministrazione e fa, ma come facciamo? Perché uno esce col libro e lo scontrino, gli dice lo scontrino batti 0, no? E i costi? No, io mi facevo carico dei rischi, però cambiavo la distribuzione delle percentuali, non mi lasci più l'8, 9, 10%. Io mi piglio i rischi, mi piglio anche i guadagni. E fin qua si poteva andare d'accordo. Era un po' rischioso perché il mio primo libro, l'altro, Il tempo dei 9 eroi, aveva fatto quasi 200.000 copie, quindi mi ero un attimino così, ho detto questo ne ha fatte comunque molto meno, è uscito in pandemia, ma il grande tema è stato all'editore, ma se poi funziona? Dobbiamo cambiare tutto il sistema, dico vedete voi. Tu prova a pensare, andare al ristorante qua, a mangiare, sai dare più metà, è chiaro che un primo non può costare qua 30 o 40 euro e neanche 5, e sulla porta quando hai finito di mangiare, che hai mangiato, hai bevuto, hai riso, no? Ti alzi, devi uscire, ovviamente se fosse il direttore marketing in questo luogo, con un passaggio abbastanza forzato a ridosso della cassa e con il padrone del ristorante che sulla porta ti saluta. Dottor Dimontini, buonasera, spero sia andato tutto bene, caso non fosse ci dica pure cosa non è andato, tutto il sottotesto è diversamente là c'è la cassa. Che bello sarebbe pagare per quanto hai veramente goduto? Era scotto? Faceva schifo? Ti hanno trattato male? Giusto che tu paghi meno. Era buono? Ti hanno accudito? Ti hanno amato? Hai goduto? Devi pagare. Quanto? Per come ti hanno fatto sentire. Pensa come marcerebbero tutti. È utopico, lo so che c'è una parte che dice mazza che cazzata, ma come si fa? Però c'è una parte di te che vorrebbe che il mondo la riconoscesse per quanto si sa donare agli altri. E so che c'è una parte di te che non vede l'ora di dire grazie quando si è sentita in un certo modo grazie a qualcun altro. Invece noi releghiamo questo stato sempre negli anfratti delle nostre vite, no? Ma cosa c'entra questo col lavoro? Ma cosa c'entra questo con l'impresa? Ma cosa c'entra questo con l'industria? Ma questa non è economia. Andate a casa, accendete il telegiornale e rispondetevi da soli. Leggete i giornali, ascoltate i discorsi dei vicini, guardate negli occhi gli amici dei vostri figli, lo dico ai vostri figli, non voglio dire i vostri figli per non essere offensivo.
come trascorrono le loro giornate, di cosa parlano, che linguaggio usano, che musica ascoltano, che libri leggono, se leggono, che film guardano, quando vanno ad un museo a lasciarsi affascinare dalla bellezza, l'ultima poesia che abbiamo letto, l'ultima volta che ci siamo commossi, l'ultima volta che abbiamo osservato uno sconosciuto lasciandoci affascinare, l'ultima volta che non abbiamo giudicato, rispetto a tutte le volte che abbiamo detto so io come si fa, ti spiego io come si fa, conosco io il mercato, 2 generazioni facciamo questo, il cliente vuole questa cosa. Ma non è bello vivere così? Secondo me è bellissimo. Il nostro lavoro, la mia azienda. Io faccio consulenza adesso, pagherei oro perché mi venisse data fiducia da tutti voi, per essere messo alla prova. È compromettente, eh? Farei un bel corso di PNL, bel corso di neuromarketing. Sapete cos'è il neuromarketing? Sto parlando solo io, scusa. Vai. Qualche anno fa mi hanno invitato in una importantissima università italiana che stava sviluppando le avanguardie del neuromarketing. Ed essendo un esperto noto di marketing, volevano farmi vedere questa cosa, certi che io avrei compreso, visto il mio dichiarato amore per le neuroscienze, e avrei fatto un bel contratto con la mia azienda per fare, secondo queste logiche avanzatissime oggettivamente, i nuovi spot televisivi e quant'altro. Quindi entro in questo laboratorio, mi spiegano, sostanzialmente mi stanno per mostrare uno spot al video di un computer, ma mi mettono addosso tutta una serie di attrezzi. Mi mettono una calotta che riceve tutti i segnali, ti ringrazio, a livello cerebrale, poi mi mettono un plicometro sulla mano per la misurazione della sudorazione, c'erano delle telecamere attorno allo schermo che puntano tutto il campo visivo del mio volto per rilevare gli arrossamenti, la dilatazione delle pupille, gli accessi oculari. Sostanzialmente verificano nella durata dei 30 secondi di spot la mia interazione a livello neurologico con lo spot. Ci siete? Cioè mi emoziono, perché un discorso è mi sono emozionato, un discorso è che la pupilla fa così, capite? Al di là della tua percezione c'è un riscontro neurologico del tuo ingaggio con lo spot. Se a un certo punto alla fine lo spot dice il prezzo, no, tutto una bella macchina, mettono il prezzo lì e intanto tu stai guardando là perché lo spot è talmente bello, perché là in alto a destra nell'immagine c'è, non so, un panorama, ti perdi questo. Quindi fammi vedere lo spot. Io ho tanti anni che pratico meditazione e nel guardare lo spot mi faccio 30 secondi di meditazione, ma non chiudendo gli occhi. Entro, come si dice, in stato, no? Quindi guardo lo spot, entro in uno stato interiore e sostanzialmente non interagisco neurologicamente con l'immagine. Loro vanno a controllare, perché volevo capire anch'io, no? E dicono, ma che strano, non abbiamo rilevato quasi nulla. Allora vanno a controllare gli attacchi, le cose, no? Io, fate. Ripassano, io faccio i 30 secondi tranquillo, a un certo punto fanno una terza volta e dicono, ma che strano, ha sempre funzionato, non abbiamo rilevato quasi nulla. Ma quello spot induce l'acquisto al di là della tua volontà. Ora la domanda è, da che parte vogliamo stare? A tutti i costi o vincere meritatamente per quello che veramente abbiamo da dare? Io la battaglia la voglio competere
sul saper generare gratitudine, non sul saperti programmare neurologicamente. Quindi tu vuoi diventare ricco come? Anche perché hai già perso. Perché se non c'hai quei capitali, hai già perso. È costoso. Lo capite? È costoso fare una guerra. Vedete quanto costa questa guerra? È costosa. È molto costosa. Sulla gratitudine si vale tutti uguale. Memoria di un beneficio ricevuto e prontezza di mostrarlo anche dopo 10 anni. Nessuno la potrà riprogrammare neurologicamente facendole cambiare idea su quella persona, perché non è ciò che le ha detto e non è ciò che le ha fatto, è come lei si è sentita grazie a lui. Cazzo, è fantastico. Cavolo, è fantastico. Allora, abbiamo concluso, abbiamo esaurito tutto il tempo, anzi ne abbiamo anche rubato e ringraziamo. Esatto, c'entrano le luci ed no, è ringraziamo vuoto, non vediamo per niente. questo tempo. Io ho parlato di un ipotetico pubblico, in realtà ci sono questi, le prime sono due dei file pagate. cartonati. E tra l'altro se ne vanno per dire, ma scusa, tu ci hai pagato per stare qua fino alle e sono già le... Che ne sono? Esatto, 1:20. 10 e un quarto. Allora, oltre a tutto quello che hai detto, mi permetto di dire che nel libro Gratitudine, la rivoluzione necessaria ci sono anche tanti bei promemoria che ci ricordano cosa vuol dire essere umani e ci ricordano anche come prendere il nostro tempo, gestire il nostro tempo. Insomma, è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere. Allora, io direi che c'è la possibilità anche da parte vostra, se volete, di fare delle domande. Io non vedo niente purtroppo da qua, non c'è niente. Però se qualcuno alza la mano, ecco adesso vedo di più qualche ma tipo curiosità. Uno spot sulla sala che non c'è la sala, ma come se ci fosse la sala? No. Solo domande brevi, mi raccomando. Ecco, ci sono, così si vede. Bene. C'è andato nessuno, fantastico. Forse vedo una mano laggiù, possibile? Francesca, No? è costato un sacco pagarli tutti per stare. Se non ci sono domande vuol dire che sei stato super... Domanda in prima fila? No. Non vedo, scusatemi, quindi... Ah, la valletta, che non sappiamo se è una valletta o un valletto. Un valletto. Anche oggi ti sbagli, se qualcuno si sarà offeso e detto valletta, no. Fischia, con le vallette abbiamo risparmiato però, Niente, avevo capito che era il fondo. No. Mario, forse è lì, ma non so perché vedo che si muove qualcosa, ma magari si pettinano. Nessuna domanda? Ci abbiamo presi per esaurimento. No, gli hai Eppure avete esaurito un'energia tutti i tempi. molto attenta, molto. Oscar, molto. ti faccio io una domanda. Ah, ok. Che faccia fanno gli imprenditori quando gli parli delle 7P? Perché noi quando gli parliamo delle 3P facciamo un po' di fatica a farli entrare nel mood. Oh, ce l'avevo scritta, questa Che sono, domanda. le tue P sono anch'io. Profit, People E Planet. Ma come fanno? Che faccia devono fare? Cioè, di una ovvietà? Non so, gliela spiegate male? No, non ci provare. Non ci provare a casa mia. Non provare a rubare a casa dei ladri. Attenzione. Non No, lo è so, che non non- sono abituati. Non sono abituati. Ma ho capito, scusate, ma è di una banalità. Vabbè, adesso chiaramente sto al gioco. Cioè, questo è lo scopo per cui un'azienda viene costituita, produrre un frutto, che si chiama profitto. Eventualmente si può disquisire sul tipo di profitto. Io sono dell'idea che il profitto sia un mezzo, però nulla mi toglie dalla testa che il ritorno sull'investimento non debba essere ragione di vita di un'azienda. Questa è la comunità delle persone che all'azienda lavorano, prospettiva interna, prospettiva esterna nel minore dei casi l'intero mercato. Se qualcuno ce la fa a capire che al di là del proprio mercato di riferimento c'è anche un mercato indiretto, perché poi tutto ciò che è consapevolezza, notorietà del brand riguarda non solo chi ti consuma o ti compra, ma anche tutti gli altri, e questa è casa. Credo che quello che possa mancare, e quindi non volevo essere offensivo nella provocazione che ti ho lanciato,
è che a livello razionale è banale, e che purtroppo non è la nota sulla quale, cioè questo tipo di riflessione sulla quale siamo sintonizzati tutti i giorni. È la classica bella cosa che leggiamo sul libro quest'estate sotto l'ombrellone, poi lo mettiamo là, perché se tu non capisci che il sistema è chiuso e che la tua azienda all'interno di questo sistema incide indipendentemente da quello che fai, troppo facile, pianeta se scarico i liquami nel fiumiciattolo dietro l'industria, cioè questo è proprio level 1, cioè Pac-Man, capisci? Il gioco più semplice di tutti, cioè non ci vuole uno scienziato. È un sistema chiuso, non scappi. E una cannuccia 300 anni, cioè è scienza. Poi dici, ma io non produco cannucce, cosa c'entro io? Ma magari non ti ritorna in plastica, ma ti ritorna in un altro modo. Perché io adesso tutto il cimitero, tutta l'elettronica, andate anche stasera a casa, digitate cimitero dell'elettronica e scoprirete che i cimiteri dell'elettronica, dov'è che stanno, in quale continente secondo voi stanno accumulando tutta l'elettronica che non si sa come smaltire? In Africa. Scusate, ma a questi qua gliel'abbiamo tirato il collo da secoli, l'ho capito o no? Adesso ti stupisce che saltano su una barca. Quelle barche, io non ne faccio una questione politica, non mi interessa. Ho sfiorato la candidatura a sindaco di Milano alle ultime elezioni, signore, da un lato mi sarei buttato nella mischia come un gladiatore con leoni, dall'altro ho detto, mamma mia, qua non esco vivo, ma manco un'unghia. È un sistema chiuso. Quelle barche sono partite secoli fa. Sono partite secoli fa. Il re d'Olanda ha chiesto scusa l'altro giorno pubblicamente. L'altro giorno. Qualcuno dei nostri governanti ha detto che alla fine in Italia si può parlare di quello che è, perché poi noi alla fine non siamo mai stati come gli altri, ma santo Dio, ma digita Eritrea, Etiopia, Libia e risponditi da solo. Non ne faccio una questione politica, sono dati oggettivi. Quindi noi adesso paghiamo un prezzo di una semina fatta non da chi aveva una visione a 500 anni. Perché l'Arabia Saudita non vincerà i prossimi mondiali di calcio, anche se già gli ultimi mondiali di calcio hanno battuto l'Argentina alla partita di inaugurazione. Ma vincerà i mondiali di calcio tra 6 o 7 edizioni. Ma nessuno l'avrebbe detto anni fa. È scritto, quindi il tema dell'Africa. Quanti di voi hanno aziende? Quanti di voi stanno pensando all'Africa come un mercato? Saranno 2 miliardi in Africa, dati World Economic Forum nel 2050. Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, nel 2050 farà 82,6 milioni di abitanti. Dar el Salam, capitale della Tanzania, nel 2050 farà 73,2 milioni di abitanti. L'Italia nel 2050, visto che non si tromba più, qua sembro Sgarbi stasera, scusate, mi sono fatto prendere la mano, abbiamo una crescita demografica tendente a 0. Siamo una penisola, cioè si entra da tutte le parti. È scritto. Il 17% della popolazione mondiale è cinese, il 18% poco più è indiana. È scritto, è nella statistica, sono dati. I vostri figli, fategli studiare altre lingue, altre culture, fate che viaggino, che si aprano al diverso, perché il mondo del futuro sarà un mondo dove l'incontro fra diversità sarà la regola. Ma se tu sei economicamente debole,
culturalmente fragile, demograficamente basso, geograficamente piccolo, è scritto. Noi però viviamo ancora una proiezione lineare di una narrativa che è quella dell'uomo bianco che ha colonizzato, capite? Quindi viviamo da coloni, ma è cambiato, ve l'ho già detto, morirete felici, state sereni, i vostri figli anche, va tutto bene, però nel 2050 caccia fuori la tua carta d'identità, se hai un'azienda e desideri che tuo figlio in azienda lavori o ci sia una legacy di un tuo manager che continui, ti assicuro che nel 2050 qualcuno della tua azienda si dovrà fare una domanda su dove sono gli sviluppi possibili del tuo mercato. E se tu fai solo bulloni e dici ma io che faccio bulloni? Stiamo costruendo le navicelle per andare su Marte. Vuoi che non ci sia un bullone su quella nave? Da quante generazioni fai bulloni? Da 3 generazioni? Ma varranno le tue 3 generazioni di bulloni rispetto all'ultimo start-upper in Silicon Valley che si è inventato un cazzo di bullone che s'annoda da solo, non lo so. Perché non contempli che un bullone possa finire su una navicella spaziale ed essere proprio il tuo, visto che hai una storia, una tradizione? Come fai quindi a non capire che un concetto di people contiene una matrice anche demografica, anche sociologica? Certo che se aspetti che il governo faccia gli accordi quadro con la Tanzania e che la Camera di Commercio di Pordenone organizzi un viaggio esplorativo in Tanzania e che quindi tu vai in Tanzania e fai 4 incontri con 4, sai anche come si chiamano gli abitanti della Tanzania, capisci? Come si chiamano? Ma se tu dovrai andare a vendere, ce l'hanno loro il coltello da parte delle mani. Hai mai fatto una trattativa con un cinese? Chi ha fatto trattative con i cinesi? Santo Dio, ti portano scemi, capisci? Cioè, ora che tu hai già deciso 4 volte, quelli stanno ancora al tè, capisci? E poi magari si alzano pure dicendo, magari facciamo sapere. A qualcuno è successo? Hai mai trattato con gli arabi? Solo che noi abbiamo un programma neurologico, frutto della nostra educazione, che ci fa guardare ai cinesi e agli arabi non con l'occhio di quelli che decidono, ma con l'occhio tale per cui siamo noi quelli che decidiamo per loro. È girata. Cavalcatela tutta. È un'onda fantastica. Siamo un popolo incredibile. Abbiamo una tradizione culturale, politica, sociale, economica, artistica, manufatturiera. Lì sì che ce l'andiamo a giocare, ma dobbiamo saperla far valere. Se no, una città di uno stato, di un continente, fa più abitanti di tutti quelli che saremo noi, probabilmente il doppio. Quindi è fatta. Ma in Tanzania ci devi andare adesso, non con la Camera di Commercio di Pordenone quando ci andrà tra 30 anni, perché sarà già piena di cinesi. Capito? Chi è che è in Africa da 50 anni? Cinesi. Costruiscono infrastrutture e si fanno dare in cambio facilitazioni varie. Poi magari il governo non riesce a pagargli le infrastrutture e si riacchiappano all'aeroporto o al porto che gli hanno costruito. Peccato che 50 anni fa quel porto non valesse una mazza. Ora quel porto magari sta a Dar es Salaam, ci sono 73 milioni di abitanti. Dobbiamo chiudere. Ah, c'è una domanda? Abbiamo una domanda dal pubblico. Magari anche le risposte un po' più... Buonasera. Sì. Buonasera a lei. Complimenti, grazie. Bravi gli organizzatori per la serata. Yeah. Sono completamente d'accordo con quanto lei ha detto questa sera. Però, giustamente, no, non c'è nessun però, voglio solo fare un inciso. È tutto vero quanto dice l'azienda Hydra piuttosto che lei, scrittore Oscar. E anche, istruttore? No, scrittore. Ah, scrittore. Ho detto, Madonna, istruttore no. Una delle frasi che ha detto all'inizio, sostenibilità è uno stato di sensibilità e di coscienza. Sicuramente sono d'accordo. Prima di arrivare a questo dovremo parlare di consapevolezza, ma non è colpa che noi non abbiamo consapevolezza di questo. Dobbiamo lavorare, secondo me, di educazione. Dobbiamo cambiare mentalità.
Quindi c'è bisogno di aziende come Idra, persone che portino la consapevolezza a noi civili. E non è che noi non sappiamo le cose, non siamo stati educati all'inizio, siamo stati cresciuti con la mentalità oggi, quelli che siamo diventati. Non è un però il suo, siamo d'accordo? Ma in effetti io non ho detto che c'è un però, l'ho detto lei. Okay. Era solo un inciso il mio, no? No, la ringrazio. È giusto, sono tutti temi giusti, però dobbiamo cambiare la mentalità. Questa è la non è scommessa. facile. Sì, è che in questo tempo il tema dell'educazione a me è un tema carissimo. Io ho fondato una università aziendale quando in Italia ce n'erano solo 3, noi fummo la quarta e venimmo anche premiati come la seconda migliore university corporate al mondo. Dopo quella del Ministero della Difesa del governo americano, ci diedero un premio a Parigi nel 2019. E attenzione, l'educazione è una cosa, la formazione e l'insegnamento è un'altra. Formare, insegnare e educare. Le prime due presuppongono che io abbia da darti un qualche cosa, la terza presuppone che tu abbia qualcosa da darmi, ex ducere, tirare fuori. Questo è molto importante perché inverte il paradigma. Nei primi due sono io che ti dico quello che devi essere. Nel terzo è tu hai già qualcosa che ti appartiene, io divento un facilitatore per estrartelo. Cambia completamente, dà molto valore all'educando. La scuola, che è centrale, insieme alla famiglia o ai nuclei familiari come li si voglia considerare, per la nostra generazione culturale, sociale, sarò brevissimo, te lo prometto, non farà in tempo ad adeguarsi alla velocità necessaria. Quindi se avete a cuore il nostro paese, cari cittadini e cari imprenditori, e siete minimamente consapevoli dello stato in cui siamo e avete desiderio di fare un salto di coscienza che non avverrà naturalmente, ma solo come frutto di una volontà, mettetevi a disposizione dell'accelerazione del processo educativo affinché questo cambiamento avvenga in tempo, se no il treno lo perdiamo. E allora veramente è molto meglio formarsi sul lavoro che imparare robe che non servono. Create un'accademia locale, mettetevi insieme imprenditori e facilitate, sponsorizzate uno sviluppo professionale degli adolescenti affinché colgano alla velocità giusta l'onda che sta arrivando e non ne restino vittime. Diventate modelli per loro, che loro desiderino lavorare per voi, con voi. Se aspettate che il Ministero comprenda i trend, cambi i programmi didattici, formi gli insegnanti, li paghi quello che meriterebbero, che starò... Insomma, questo... Ok? Fatelo voi, fate le scuole private, fate le borse di studio, autotassatevi, consegnate il vostro territorio. Un cambiamento che deve partire da noi, una insomma, generazione assolutamente. più all'altezza. Allora, posso chiudere, posto che il centro... Il centro alla fine di questa bellissima chiacchierata è la gratitudine. Voglio ringraziare Oscar Di Montigny per il tuo intervento e l'organizzazione di Pordenone Pensa, che è rappresentata da Mario, e chi ci ospita ovviamente in questa Mario, serata. Grazie Francesco.